davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera, il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega, inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì, 0782 62 36 84. C'è un posto in Ogliastra dove oggi come un tempo il sacro incontra il profano. La magia degli antichi gioielli della tradizione, Spuligadentes, Nudeus e Sorighe Mari. Incontra le filigrane moderne alla boutique d'arte Orafa Filigrana d'autore, specializzati in produzione filigrana sarda, restauro gioielli, riparazioni, creazioni di pezzi unici, saldature e fotoincisioni laser. Regalati un ricordo senza tempo. Filigrana d'autore, Corso Vittorio Emanuele 27, Bari Sardo. Buonasera gentili radioascoltatori e gentili radioascoltatrici, eccoci qua, siamo giunti all'appuntamento con Nero su Bianco e questa sera parleremo del movimento cinematografico che sta animando la nostra bellissima isola. Abbiamo voluto intitolare questa trasmissione, questa puntata, la Nouvelle Vague sarda per parlare di questo argomento, per questa chiacchierata che si svilupperà lungo l'arco della serata. Abbiamo tre graditissimi ospiti. Inizio a salutare e ringraziare Mauro Aragoni in studio, grazie. Ciao, grazie a voi per l'invito. Ecco, è un regista e sceneggiatore e in videocollegamento abbiamo due suoi colleghi. Abbiamo Matteo Incollu. Ciao a tutti, buonasera. Grazie. Eccoci qua, grazie Matteo per la tua disponibilità e Simone Contu. Chiedo lumi alla regia, vediamo un attimino se riusciamo a collegarci anche con Simone Contu. Allora, in attesa che venga... Eccoci qua, grazie Simone anche a te per la tua presenza questa sera con noi. Allora chiedo alla regia di sistemare l'audio, anzi chiedo a Simone di accendere l'audio. Simone, perché noi ti vediamo ma non ti sentiamo. Eccoci qua. Buonasera Simone. No, ti sentiamo bassissimo. Credo che tu abbia ancora spento l'audio. Nel frattempo introduco l'argomento della serata. Abbiamo tre registi ogliastrini che parleranno delle loro esperienze, di come è nato l'amore per il cinema, di come si è sviluppato, di ciò che hanno fatto nel corso degli anni e soprattutto parleremo di quelle che potrebbero essere le prospettive di un settore che vive veramente un grande fermento. Infatti in una casa abbiamo voluto intitolare questa trasmissione, la Nouvelle Vague, proprio rifacendoci a un movimento cinematografico francese. Chiaramente noi speriamo in qualche maniera di riuscire a fare qualcosa di bello, qualcosa che lasci il segno. Allora, io inizierei subito con Mauro Aragoni. Sono tutti e tre ogliastrini, Mauro di Tortolì, Simone di Ierzu e Matteo di Baunei. Chiaramente viaggiano per lavoro, Simone e Matteo vivono a Cagliari, mentre invece Mauro
insomma, si sposta fra l'Ogliastra e il mondo, ma come gli altri. Allora Mauro, iniziamo subito da te. Innanzitutto raccontaci un attimino come è nata questa passione per il cinema, quanti anni avevi, come si è sviluppata questa passione? Allora, in realtà la passione c'era da quando ero piccolo, insomma, già quando avevo 9 anni mio padre mi faceva dei regali assurdi, ad esempio il compleanno di 9 anni mi ha regalato la videocassetta del film di John Carpenter, La Cosa, un film che un bambino di 9 anni non dovrebbe mai vedere, però io l'ho visto, infatti sono rimasto anche traumatizzato e continuavo a guardare gli horror. Ancora oggi dormo con la luce accesa perché mi fanno molta paura, però allo stesso tempo mi piacciono talmente tanto che continuo a guardarli, è un po' una cosa particolare. Insomma, poi nel tempo insomma, sono cresciuto, ho studiato altre cose, ho fatto musica, quando poi avevo 24 anni ho pensato... Cos'è quello che voglio fare? In realtà ho pensato forse è il cinema e allora da là ho iniziato a fare dei cortometraggi studiando da solo, insomma sono autodidatta, seguendo un po' anche altri professionisti, insomma in giro per il web, conoscendoli, facendo domande, rubando dappertutto qualsiasi insomma qualsiasi cosa che potesse aiutarmi a capire come farlo. Qual è stata la tua prima opera, il tuo primo lavoro? Ho fatto un cortometraggio, si chiama Pavor Nocturnus, che insomma va sul terrore notturno, che è quella sindrome, insomma un disturbo del sonno che crea degli incubi nella notte, insomma quando fai degli incubi assurdi. L'ho girato da solo, completamente da solo, tutto in soggettiva. Era un cortometraggio ovviamente con tutti i difetti del caso. Ma è lì che hai capito che sarebbe stata la tua strada? Bah, forse, perché comunque alla fine era andato benino su YouTube, insomma era piaciuto, da là poi ho continuato a fare cortometraggi finché continuavo a sbattere la testa nel muro, sbagliando si impara e ho continuato così. Che difficoltà hai incontrato all'inizio? Ma vabbè, cioè difficoltà ce ne sono all'inizio quanto anche adesso. All'inizio fai i cortometraggi con i tuoi amici, insomma li fai per imparare, poi la cosa infatti che dico a tutti quelli che chiedono come si entra nel mondo del cinema è fai i cortometraggi, poi li iscrivi ai festival e cerchi di vincere qualche premio per farti conoscere. È l'unico metodo. Oltre anche se vuoi studiare vai a DAMS, insomma vai a capire ancora meglio e non lo fai da autodidatta, però sempre quello, fare i corti, scrivere qualcosa che puoi girare, perché poi il budget se no non ce l'hai. Sono limitati all'inizio, sempre, la gente a 24 anni insomma. Il primo errore che si fa di solito è scrivere un cortometraggio con attori che non hai, e allora prendi l'amico più vicino che ha una bella faccia e lo fai recitare, ma tanto poi cade a picco il corto perché la recitazione fa schifo, e quindi cioè, è sempre il primo errore. Infatti io dico sempre scrivete qualcosa che potete girare con le proprie mani senza un grosso budget, e questa è la prima cosa da fare. Chiarissimo, grazie Mauro per il momento, e mi rivolgerei adesso a Matteo Incollu. Matteo, per te è successa la stessa cosa? Come ti sei avvicinato al cinema? Ecco, vedo anche Simone Contu, che ringrazio. Simone, scusa un attimo Matteo, interrompo un attimo la chiacchierata con te per salutare Simone Contu. No, Simone, non riusciamo proprio a sentirti. Sul volume sta sul massimo. Eccoci. Ora ci sei. Grazie. Allora, Matteo, per te la scintilla con il cinema quando è scoccata? Anche per me, da quando ero piccolo, essendo appassionato di film, un po' cinefilo, quello lo sono sempre stato. Ero quello che a scuola smerciava le videocassette ai miei compagni di classe, però poi non credo di aver voluto fare il regista fin da piccolo, è stata una cosa che poi mi sono ritrovato anch'io a scoprire più avanti, da un lato cominciando
a studiare un po' di più il cinema e dall'altro con le esperienze dirette sul set come assistente regia, soprattutto nei film che sono stati girati in Sardegna, soprattutto con Salvatore Mereu, ed è lì che ho iniziato insomma, a fare i miei primi passi come assistente, all'inizio volontario, poi sempre di più con un ruolo un pochino più importante, finché non ho deciso di provare a fare qualcosa di mio. E, come diceva Mauro, anche io ho iniziato con i primi corti, sia quelli fatti in casa con gli amici, un corto con mio zio, addirittura è un mio caro amico, e poi insomma scrivendo sempre cose un pochino più impegnative, sbagliando, come diceva Mauro, soprattutto sbagliando, ho cominciato a credere di poter fare qualcosa di sempre più impegnativo, più lungo, e adesso siamo qua a farlo per lavoro seriamente. E le tue difficoltà quali sono state inizialmente? Anche tu hai riscontrato problemi nel casting? Sì. Sì. I primi corti fatti all'università, ovviamente fatti con gli amici, magari i ragazzi di 20 anni che dovevano interpretare ruoli che magari avrebbero necessitato di anziani o a volte personaggi più giovani, però tutti facevano tutto. E poi piano piano si comincia a cercare gli attori più giusti per i diversi ruoli, con le età giuste, e non ti accontenti mai di quello che hai, anche perché poi impari dagli errori precedenti e puoi trovare veramente quelli che sono vicini ai personaggi che hai scritto. Quindi sì, anch'io ho avuto tante difficoltà all'inizio, naturalmente. Com'è stato lavorare con Mereu, che ricordiamo, insomma, è un regista affermato nel panorama nazionale? Beh, è stato molto formativo da un certo punto di vista, perché ho capito che insomma il cinema non era un gioco, ma era una faccenda molto seria, soprattutto poi nei set di Salvatore, in cui con film che durano veramente tanto, tante settimane, e anche fisicamente sono state sempre prove abbastanza impegnative, però il fascino poi dei risultati dei film che poi giravano il mondo, sai, è sempre stata una spinta in più a credere di potercela fare anche noi. E tra l'altro lì è che ho conosciuto Simone Contu, mi ricordo sul set di Sonetaula, che ci siamo conosciuti là in un bosco, quindi sai, si incrocia così. E anche Mauro, ricordo che l'ho incrociato a Golgo la prima volta, ci si incrocia facendo questo lavoro, ed è bello questo. Ma è bello soprattutto che comunque ci siano 3 registi oliastrini che in qualche maniera tengono alta la bandiera di dell'arte cinematografica. Simone Contu, la stessa domanda la rivolgo a te. Tu com'è che ti sei innamorato della cinematografia, del cinema? Piano. Simone, mi dispiace dirtelo, ma noi non ti sentiamo. Chiedo alla regia se è possibile in qualche maniera sistemare questo inghippo, o magari riesci a metterti gli auricolari così da far arrivare l'audio. Dopo gli auricolari non dialogano col computer, dovrei collegarmi col mio cellulare a questo. Ora si sente un po' meglio, scusate gentili ascoltatori, ma questo è il bello della diretta. Adesso cercheremo di chiamarti al telefono, in maniera tale che almeno telefonicamente possiamo sentire la tua voce. Mauro, allora, tu quindi hai iniziato col cortometraggio, con gli eroi di cui parlavi, e poi però insomma diciamo che da giovane, da molto giovane, sei approdato ad un prodotto che è... Beh, è stata lunga, ho fatto diversi cortometraggi, poi videoclip, insomma ho imparato un po' la cinematografia, a fare il direttore della fotografia, poi venivo un po' dal mondo della musica perché sono musicista, ho studiato pre-tecnico del suono in realtà io.
E quindi ho unito un po' il tutto, sapendo un po' fare sia tecnico del suono che video, eccetera. Ho iniziato a imparare i vari ranghi della cinematografia, insomma. Ho fatto tanti corti e poi ne ho fatto uno che era una serie web, che era un western, sempre fatto tra amici, con una spesa proprio bassissima. L'ho girato infatti a Baunei, in Ogliastra, un po' in giro per l'Ogliastra. Ho usato la chiesetta di Baunei. E quello ha vinto dei premi a Los Angeles e da là, infatti quando siamo andati a Los Angeles, rientro in Italia, niente, praticamente come rientri da Los Angeles è come se ti mangia un giorno, un buco spazio-tempo, perché dall'altra parte del mondo, come sono arrivato, c'era già l'articolo sul Corriere della Sera e anche altri giornali, Rolling Stones, cose del genere, quindi mi hanno cercato i produttori, quindi è come se è stato un urlo, quel corto è stato un urlo mio per dire esisto. E quindi da là la Palomar è stata una delle case produttrici più grosse che mi ha cercato. Stiamo parlando di una major, insomma, di una... Sì, una casa molto grossa che lavora a livello internazionale e diciamo ha creduto in me e quindi da là è partita l'idea di fare una serie TV internazionale. Da là poi sono entrati gli americani, è durato circa 6-7 anni. Tra l'altro in questi 6-7 anni l'abbiamo scritta, ho scritto la sceneggiatura insieme a Marcello Izzo e Silvia Ebreul e abbiamo fatto praticamente 8 episodi di scrittura, poi sono entrati gli americani in coproduzione ed è diventata, cioè in questi 6-7 anni di sviluppo è diventata una serie gigantesca. È difficile stare dietro a Sì, poi io serie del conta genere, che sì. nascevo così autodidatta da questa piccola realtà ogliastrina, mi hanno buttato proprio in mezzo a un set gigantesco con attori americani, il mio inglese faceva schifo, ho dovuto prendere lezioni subito proprio a manetta per imparare. E in più le serie non le giri completamente da solo perché sono ogni puntata è un film da 50 minuti, insomma, quindi non è che puoi star dietro a girare tutte le puntate da solo, quindi abbiamo trovato anche un altro regista irlandese, abbiamo fatto una ricerca di registi, alla fine abbiamo trovato questo regista Brian O'Malley che aveva molta esperienza in più di me e quindi alla fine l'abbiamo girata insieme, cioè io ho fatto ho fatto 4 puntate io, 4 puntate lui, ci siamo divisi. L'idea era di dividerci, in realtà poi sul set è stato talmente pesante il lavoro perché abbiamo fatto 9 mesi di girato in tutto il mondo durante alla anche il fine Covid. si lavorava in sinergia. Sinergia, ma mai insieme sul set perché sennò non si capiva niente, c'è sempre un regista sul set, sennò non puoi, o sei i fratelli Coen che lavori insieme, oppure, cioè, infatti